Notte di paura per un 79enne di Schio aggredito e legato da 3 banditi che hanno razziato la sua abitazione fuggendo con 100.000 euro. Auto di lusso vendute online a conti versati da clienti e venditori che spariscono. Maxi truffa scoperta da Guardia di Finanza e Carabinieri a Chioggia, decine di vittime in tutto il Veneto e 15 indagati a raffica di sequestri. Inchiesta Camorra, una settimana dal blitz di 50 arresti ancora senza certezza il futuro amministrativo di Eraclea. In corso il vertice dei capigruppo, giovedì la marcia contro le mafie. L'ex assessore regionale Marino Finozzi lancia su Facebook l'idea di una manifestazione di piazza a favore dell'autonomia, raccogliendo già consensi, un corteo non politico ma di popolo, dice, anche gli indipendentisti pronti a scendere in strada. Caduto di Rovigo, espulsi ieri sera dai vertici della Lega i 6 consiglieri del Carroccio che hanno accelerato la caduta del sindaco Bergamella. In tutto il Veneto crisi di iscrizioni delle primarie e rischio di chiusura degli istituti. A Teolo 2 signore ultra ottantenni si iscrivono per salvare una scuola. Operazione della finanza a Gorizia, scoperti alcuni cuccioli di cane trasportati illegalmente in condizioni critiche in auto. Il blitz porta alla scoperta di un vero e proprio allevamento abusivo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e subito andiamo a Schio dove c'è la nostra Gabriella Basso che sta seguendo questa terribile vicenda, l'ennesima purtroppo rapina in villa, è vittima un 79enne che stava guardando la TV quando improvvisamente è stato aggredito da 3 banditi pare dell'est Europa. Allora i dettagli di quanto accaduto ci racconta proprio Gabriella. Gabriella. Sì, buongiorno da Schio, torna appunto l'incubo rapine in villa, come dicevi tu, nella serata tra il 12 e il 13 febbraio si è consumata una rapina ai danni di un 79enne pensionato, ex imprenditore. I malviventi armati di cacciavite e coltello sono penetrati all'interno dell'abitazione, una villetta tra la vegetazione circondata da mura, forse pensando proprio che l'anziano non fosse in casa ed invece si sono trovati di fronte il 79enne che però non ha perso assolutamente il sangue freddo ed anzi ha cercato di reagire. I 3 banditi però lo hanno legato, 3 banditi che con l'accento dell'est, come ha raccontato lo stesso 79enne, che l'hanno appunto legato con mezzi di fortuna, un cavo del telefono e una sciarpa, per poi cercare indisturbati nella casa monili, preziosi e contanti per 100.000 euro, questo almeno l'ammontare finora stimato. Sono poi scappati facendo perdere le proprie tracce, l'anziano si è liberato da solo e ha dato l'allarme ed ora ovviamente caccia all'uomo. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Schio che hanno messo in atto tutti i mezzi necessari proprio per cercare di individuare questi 3 individui. Non si esclude che possono essere dei sorti di trasfertisti insomma nella zona, arrivati, fatto il colpo e scappati immediatamente, ma ovviamente maggiori particolari nell'edizione di questa sera dei telegiornali. La linea può tornare allo studio. Grazie a Gabriella Basso. Obbligo di dimora per 6 persone, 15 indagati totali e sequestro di 7 auto di lusso e di 600.000 euro. Il bilancio dell'operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia, i carabinieri della compagnia di Chioggia Sottomarina. L'accusa truffa e riciclaggio. Le investigazioni sono scaturite da una serie di querele presentate da numerosi ignari cittadini che, attratti da prezzi convenienti pubblicizzati online per autovetture di pregio da un autosalone di Chioggia, hanno proceduto alla stipula di numerosi contratti di acquisto versando i relativi acconti senza poi però ottenere la consegna dell'auto. L'autosalone infatti dopo solo 3 mesi di attività a settembre dello scorso anno ha frettolosamente chiuso i battenti liberando i locali utilizzati da arredi ed auto, mentre i responsabili della società hanno fatto perdere le proprie tracce fino a che appunto sono stati individuati dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri di Chioggia. Come dicevamo 6 obblighi di dimora e 15 indagati totali in diverse province del Veneto. E adesso l'inchiesta a Camorra, i 50 arresti a una settimana dal blitz della Guardia di Finanza, della Procura, insomma l'inchiesta della Procura. C'è l'Eraclea che onesta, che dice no alla mafia, dice no alla Camorra ed è pronta a scendere in strada giovedì in un corteo.
Eraclea scende in campo e dice no alla mafia. È la risposta di un'intera comunità che si ribella a quella mafia che non si vede ma c'è. Così, dopo l'arresto del primo cittadino nonché avvocato Mirko Mestre, accusato di voti di scambio mafiosi per la sua elezione a sindaco con il clan dei Casalesi come ricompensa per favori nel campo dell'edilizia. Sindaco Mestre, ora gli arresti nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Faremo un presidio in piazza Municipio a Eraclea alle ore 17 con la distribuzione di materiale e anche degli interventi, insomma, quindi non prevediamo un vero e proprio corteo, ma un presidio della piazza. La manifestazione giovedì prossimo, 28 febbraio, preludio di una richiesta ben chiara al prefetto, avere nel territorio un patto e un presidio permanente sul tema della legalità. Per prevenire questi fenomeni malavitosi. E ad una settimana dall'arresto del sindaco Mestre con la giunta che resta dov'è, non si sa ancora cosa accadrà del comune di Eraclea e se verrà commissariato o meno. Sono le forze che costituiscono il consiglio comunale a Eraclea che devono decidere su questo argomento. Certo che forse è preferibile che prendano coscienza prima di un vero e proprio commissariamento prefettizio. Allora, eccole le forze in campo, venivano citate in questo servizio per decidere il futuro amministrativo di Eraclea. La nostra Anna Maria Parisi è proprio Eraclea e la vedo già in diretta dove c'è il vertice dei capigruppo. Anna Maria, a te. Sì, buongiorno Nicola, in diretta da Eraclea, precisamente dal municipio, nella fattispecie dalla stanza del sindaco di Eraclea, Mirko Mestre. Con me, se grazie a Paola Sonaria si può allargare l'immagine, vediamo al centro il vice sindaco Graziano Teso con compatta tutta la giunta, con gli assessori al sociale, al commercio, al bilancio, all'ecologia, all'ambiente e con il capogruppo. Dunque, Vice Sindaco Teso, questo incontro, intanto grazie per averci ospitato. Grazie a voi. E cosa dire, c'è questa ipotesi di commissariamento del comune e comunque lei ha già delle carte pronte da far firmare. Che cosa sono queste carte? Ma noi abbiamo convocato la riunione dei capigruppo per la convocazione del Consiglio Comunale non appena abbiamo ricevuto l'ordinanza del prefetto con la quale sospende il sindaco. Quindi il Consiglio Comunale è convocato per lunedì. Abbiamo due punti normali che sono l'approvazione dei verbali e giustamente un punto che recita ratifica della comunicazione del vice sindaco del Consiglio Comunale in relazione al decreto del prefetto di Venezia, eccetera. Quindi abbiamo il dovere di convocare questo Consiglio Comunale, di informare i consiglieri che hanno già ricevuto la notifica e su questo informeremo anche la cittadinanza di questa situazione, dopodiché la legge parla chiaro su quelli che sono gli sviluppi. Per il momento non possiamo che esprimere la nostra solidarietà al sindaco, il sindaco è sospeso, però l'attività amministrativa continua. Ecco, Vice Sindaco Graziano Teso, questa inchiesta della Procura distrettuale antimafia ha visto Eraclea nel mirino appunto di questa indagine. C'è qualcosa che voi dite non vi appartiene di questa inchiesta? Noi riteniamo di poter dire con una certa tranquillità che il Palazzo è immune da questa inchiesta, non solo questa amministrazione ma anche le amministrazioni che ci hanno preceduto. Quindi la prossima riunione di Consiglio Comunale che lei ha detto non sarà straordinaria ma ordinaria, quando si terrà? Lunedì quando? Marzo? Lunedì 4. Lunedì 4. Non so, lunedì. Nicola, domande da studio? Sì, data appunto la pressione un po' di questi, sì, ti sento Anna Maria, la pressione un po' di questi giorni da parte dell'opposizione è quella di poter dare il via delle dimissioni vere e proprie, insomma, per far cadere l'amministrazione, per ripartire. Cosa dice il vice sindaco? Sì. Il vice sindaco non vuol sentire parlare di dimissioni, è così, vero vice sindaco? Me l'aveva anticipato poco prima. Ma noi non abbiamo
nessuna volontà, noi abbiamo senso di responsabilità, fin tanto che il sindaco è sospeso noi abbiamo il dovere e il diritto di rimanere al nostro posto di governare questo Paese. Nicola, da Eraclea è tutto, se non hai altre domande. No, grazie Anna Maria, allora attenderemo un po' gli sviluppi anche di questa riunione. Intanto la questione Camorra ha sollevato anche altri aspetti, come ad esempio il fatto che una nota giornalista del Gazzettino, Monica Andolfatto, era finita nel mirino della Camorra proprio per i suoi articoli anche sui casalesi a Eraclea. Ci ha raccontato questa vicenda e ci ha raccontato dal suo punto di vista cos'è per lei la Camorra in Veneto ieri sera a Ring. Sentite. Io sono andata a Eraclea anche l'altro giorno, la gente ha ancora paura, cioè perché questo personaggio era un personaggio veramente... Allora, voglio dire, il comandante dei vigili che ha osato dare la multa al figlio di Donadio, cioè avevano architettato, dovevano fargliela pagare, per cui volevano bruciargli la macchina, poi non è stato fatto perché comunque sappiamo adesso che c'erano le indagini in corso, a un maresciallo dei carabinieri che dava fastidio con le sue indagini, anche lo stesso avevano architettato, progettato... Cioè con rappresentanti delle forze dell'ordine. Delle forze dell'ordine, per cui voglio dire adesso... Siamo sinceri, è molto semplice dire dovevano, facevano, però dobbiamo trovarci in mezzo a quelle cose. Io la definisco la Camorra della porta accanto, perché nello shock che ho vissuto è scoprire tra i nomi degli arrestati il mio vicino di casa, confinante, oppure... Che conosci bene? Che conosco bene. E di cui non avresti mai sospettato? No, era un personaggio che aveva avuto dei problemi per evasione fiscale, ma voglio dire, di là, cioè, a pensare che poi gli contestassero l'associazione per delinquere di stampo mafioso, insomma... ce ne passa. La cosa che più mi ha fatto rabbia è che sentendo le intercettazioni, monitorando questi, anche i veneti assumevano la mentalità mafiosa, e allora loro dicono vabbè i mafiosi sono i meridionali, ma qui non ci sono solo meridionali. E quindi non si parla più di infiltrazione, Ferdinando, si parla di radicamento. Esatto. E quindi è importante adesso, tutti quanti insieme, reagire, perché gli anticorpi noi ce li abbiamo, noi siamo brava gente. Questo è anche l'appello di Monica Andolfatto. Adesso dalla questione Camorra, dall'inchiesta Camorra alla questione autonomia. Se ne parla ovviamente in questi giorni, sempre caldo il tema, e c'è chi, come l'ex assessore regionale Marino Finozzi, lancia l'idea su Facebook di una manifestazione di piazza a favore dell'autonomia, una manifestazione, dice Finozzi, non politica ma di popolo. E intanto anche gli indipendentisti vogliono scendere in strada. Sentiamo. Ho la sensazione che la burocrazia romana stia tentando in tutti i modi di frenare l'autonomia del Veneto. I nostri due capisaldi, Luca Zaia ed Erika Stefani, sono determinati ad andare fino in fondo, ma penso che abbiano bisogno di sentire i veneti al loro fianco. Il 25 marzo si festeggia la nascita di Venezia. Cosa ne pensate se tutti assieme organizzassimo una bella manifestazione? Così l'ex assessore regionale Marino Finozzi su Facebook richiama all'appello i veneti per un corteo a favore dell'autonomia. È un'iniziativa che spero quanto più possibile sia apartitica, nel senso che deve essere una manifestazione di popolo e non di partito. E luogo e data sono ancora da definirsi. Già molti coloro che hanno risposto presente, rendendosi disponibili ad esserci. La volontà è quella di far sentire la voce dei veneti che hanno votato sì al referendum del 22 ottobre 2017. Proprio perché il Presidente Zaia e il Ministro Stefani sentano il popolo veneto vicino in questo momento di difficoltà del progetto di autonomia. Credo che mai siamo arrivati così vicino al raggiungimento dell'autonomia in Veneto, e ovviamente più ci avviciniamo, più coloro che sono contro rafforzano le loro difese. Finozzi riconosce le tensioni che sta affrontando all'interno del governo il vice premier Salvini. Che non credo siano solamente di carattere politico, credo siano più di carattere burocratico della burocrazia romana,
e forse un segnale del Veneto gli può dare la forza necessaria per riprendere il progetto. Ancora da definire la data, affascinante, dice Finozzi, quella del 25 marzo per il significato che ha, ma cade di lunedì e renderebbe difficile a molti parteciparvi e i tempi sono stretti, come resta ancora da decidere la sede che dovrà essere facilmente raggiungibile e in grado di ospitare una folla numerosa. Io ricordo con grande nostalgia di un momento molto forte quando in piazza Signore Vicenza è stato steso quella immensa bandiera che ha coperto tutta la piazza. Stiamo pensando a un'iniziativa del genere. Intanto altri movimenti indipendentisti annunciano la volontà di organizzare manifestazioni a favore dell'autonomia. Sempre su Facebook l'avvocato Alessio Morosin scrive: Indipendenza Veneta ora chiama il popolo veneto in piazza per difendere il voto del 22 ottobre che con un sonoro 98,1% di sì ha dato un verdetto politico che nessun governo può ignorare o ritardare. Facciamo tutti insieme, scrive ancora Morosin, una storica unitaria manifestazione in Veneto. E intanto, sempre dall'universo indipendentista, Antonio Guadagnini, il presidente del gruppo consigliare regionale Siamo Veneto, dice, dato lo stallo venutosi a creare sull'autonomia, ho chiesto oggi al presidente della prima commissione di calendarizzare quanto prima la mia proposta di legge regionale che prevede l'indizione del referendum per l'indipendenza del Veneto e quindi ho chiesto che venga discussa la mia proposta di legge perché la ritengo da un lato un efficace strumento di pressione nei confronti dei ministeri rimitenti e più in generale nei confronti di tutto quell'apparato di potere romano, dice Guadagnini, che sta ostacolando il percorso autonomista. E intanto a Rovigo parliamo sempre di politica, ieri sera si è consumata quella che era annunciata come la resa dei conti nel Carroccio, ovvero l'espulsione dei cosiddetti traditori che hanno fatto cadere, che hanno contribuito a far cadere il sindaco Bergamin. Sicuramente ci saranno dei provvedimenti, ma la valutazione viene data al Consiglio nazionale. Doveva essere il giorno della verità e così è stato. Come aveva preannunciato ai nostri microfoni il segretario nazionale della Lega, Gian Antonio Darè, ieri sera il direttivo Veneto del Carroccio, allargato a parlamentari, consiglieri ed assessori regionali, ha affrontato il tema della crisi nel comune di Rovigo dopo che 22 consiglieri su 32, di cui 6 leghisti, si erano dimessi facendo di fatto cadere il sindaco del Carroccio Bergamin. Il provvedimento adottato nei confronti dei 6, il più forte, ovvero l'espulsione dal partito. Rovigo tornerà dunque alle urne e il vescovo Pier Antonio Pavanello in una lettera si è rivolto proprio ai futuri candidati sindaci, invitandoli a mettere da parte le ambizioni e i protagonismi personali e di gruppo per cercare insieme il bene della città attraverso un coinvolgimento veramente popolare. Il capoluogo polesano, a 3 mesi esatti dalle amministrative di fine maggio, diventa uno degli obiettivi da conquistare per la Lega, decisa, come discusso dal direttivo di Padova, a mettere un suo candidato sindaco in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti, presentandosi ovunque con il proprio simbolo e confermando poi l'alleanza con gli altri partiti del centrodestra. Intanto il Carroccio guarda anche all'organizzazione interna con il rinnovo delle segreterie. A metà marzo verranno nominati i commissari in vista del congresso fondativo del partito. A suscitare maggiore curiosità il nome di chi prenderà la guida del regionale. Gian Antonio Darè, il cui mandato scade quest'anno, si è detto disponibile nel caso gli venga chiesto di continuare il lavoro iniziato, ma di rimettere tutto nelle mani del leader Matteo Salvini. E tra i nomi dei possibili commissari spuntano quelli di 2 giovani esponenti del Carroccio ad indicare la volontà dei vertici di rinnovamento. Il capogruppo in Consiglio regionale Nicola Finco e il sindaco di Treviso Mario Conte, che stando ad alcuni rumors sarebbe il favorito. Intanto proprio nel capoluogo della Marca, dal 21 al 24 marzo, andrà in scena la festa leghista, inizialmente annunciata lo scorso ottobre e poi annullata per motivi organizzativi. Adesso l'accordo tra sindacati e Confcommercio per consentire contratti a tempo determinato nelle località turistiche, aggirando i paletti del decreto dignità. Contratti a tempo determinato, oltre ai limiti previsti dal decreto dignità per i lavoratori del terziario nei comuni della costa veneziana, nella città storica e nelle isole della laguna. L'intesa firmata tra la Confcommercio metropolitana e i 3 sindacati confederali sfrutta la possibilità di derogare ai vincoli introdotti dalla nuova normativa in caso di accordo tra le parti. L'obiettivo è garantire contratti di 8-9 mesi a lavoratori di settori che non sono classificati come stagionali, ma risentono di picchi legati alla presenza di turisti in queste località soltanto in alcuni periodi dell'anno. L'accordo che noi facciamo è un accordo in deroga, ma nello stesso tempo anche una spinta in avanti per tentare
di allungare quelle che potevano essere le norme praticate nel rispetto sempre di queste, e nello stesso tempo anche dare la possibilità a chi fa dei contratti di averli garantiti il più a lungo possibile, che sono non un anno ma quasi 2. In questo modo si evita l'obbligo per i datori di lavoro di assumere un dipendente per l'intero anno, oppure di cambiare in continuazione la persona che svolgerà l'impiego. Si è ragionato molto facendo di ogni erba un fascio, si è pensato che tutti cercarono di fare i furbi, e invece per colpa di pochi si è danneggiato chi operava seriamente rispetto ad alcune tipologie del mondo del lavoro, quelle più di breve durata. Abbiamo cercato di andare incontro sia ai lavoratori che alle imprese, spiegano all'unisono sindacati e categoria, in un momento non certo roseo per la nostra economia. Il 18-19, su cui in qualche modo le ombre sono ritornate quasi più buie del 2007, in alcuni casi ci fanno pensare di non aver finito di soffrire, ma allo stesso tempo già le aziende che sono rimaste in piedi si sono in qualche modo poste in un altro livello, che è un livello di maggiore attenzione, di maggior cautela, forse con difficoltà anche un bel sorriso. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo per parlare di scuola. Rieccoci in studio in diretta, parliamo dei pochi iscritti in molte scuole primarie del Veneto, accade in numerose province, rischio di chiusura anche di alcune scuole. Nel Padovano il caso singolare di due nonnine che cercano di salvare la situazione proprio di un istituto. Aumenta il numero di scuole primarie in provincia di Padova che rischiano di chiudere per il prossimo anno scolastico a causa del basso numero di iscritti. Emblematico il caso della scuola di Teolo sui Colli Euganei, dove il numero minimo di iscritti alla prima deve essere 15 e invece è fermo a 10, tanto che due nonne ultra ottantenni si sono iscritte un po' per dare una mano, un po' come provocazione. Il marito di una delle due è pronto ad accompagnare a scuola ogni giorno le combattive nonnine. Il problema è quello della denatalità, è un problema grave, è un problema che non si è mai affrontato. Si fanno i conti oggi quando sono numeri molto drammatici. Certo sappiamo che chiudere le piccole scuole vuol dire anche chiudere dei presidi di identità e di territorialità. Dal Veneto intanto parte la proposta di una nuova offerta formativa che si adatti alla situazione per tenere vivo il rapporto del territorio con le scuole. Certo, prima bisogna convincere le istituzioni e non solo. Noi stessi a far più figli. Le amministrazioni a non pensare oggi che tutto si debba fare nella costruzione di grandi scuole. Oggi forse bisogna ristrutturare quelle piccole e fare in modo che gli insegnanti abbiano anche la possibilità di fare un percorso formativo diverso da quello che abbiamo avuto fino ad ora. E così ora, grazie alle nonne e a qualche bambino, si è riaccesa la speranza per la scuola di Teolo. Il dirigente scolastico si è preso un po' di tempo per cercare di salvare l'istituto, una speranza che si allarga ad altre scuole del Veneto. Per tutte le piccole scuole, mi viene da dire, non solo per quella di Teolo. Adesso le immagini dell'incendio avvenuto la scorsa notte in un rimessaggio di go-kart in via Canalla di Valle a Chioggia, squadra dei pompieri arrivate dal locale di staccamento, ma anche da Cavarzere e Mestre con 4 automezzi e 12 operatori, hanno spento il rogo che ha distrutto una ventina di go-kart, un muletto e diverse attrezzature da officina. Non si esclude il dolo per questo incendio avvenuto a Chioggia. Adesso invece parliamo di cinghiali sulle strade dei Colli Euganei e dell'allarme lanciato da Coldiretti. L'ultima prova della presenza massiccia di cinghiali sui Colli Euganei arriva da un video girato nella zona di Arquà Petrarca da un automobilista, video sul quale c'è qualche dubbio, ma resta l'allarme per una presenza massiccia di questi animali che spesso si muovono in branchi numerosi anche di giorno e che possono costituire un pericolo per l'incolumità degli automobilisti e di chi percorre le strade dei colli. La Coldiretti chiede di proseguire nell'azione di contenimento dei cinghiali e di combattere il rischio di dissesto del territorio provocato dagli scavi sul terreno fatti da questi animali. Ancora animali, ma stavolta parliamo dei cuccioli salvati dalla Guardia di Finanza di Gorizia e di Monfalcone. Li hanno salvati alcuni di loro, li vediamo adesso nelle immagini, mentre viaggiavano nel bagagliaio di un utilitario in piccolo trasportino occultato tra borse e valigie, senza ricambio d'aria, cibo e in evidente stato di maltrattamento e di paura, con molte ore di viaggio trascorse in quelle condizioni. Li hanno trovati appunto i
i finanziari della compagnia della Guardia di Finanza nei pressi del casello autostradale di Lisert, siamo a Gorizia, e di qui poi i finanziari sono arrivati a scoprire un vero e proprio allevamento abusivo dove c'erano sequestrati altri 32 cuccioli, in totale quindi 35 i cuccioli che vediamo che sono stati salvati dai finanziari in questo allevamento abusivo. Siamo in chiusura, c'è solo il tempo di salutarvi e ricordarvi l'appuntamento con la programmazione ore 13 fra pochissimo per parlare di PM10, smog, ambiente. Fra gli altri ospiti c'è anche l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso Alessandro Manera, quindi importante appuntamento per capire anche il futuro delle prossime giornate, ma anche come risolvere questo problema dello smog che non è solo legato, come sappiamo, alle auto. E poi questa sera 20:10 torneremo a parlare dell'inchiesta Camorra e lo faremo con Giovanni Viafora, giornalista del Corriere del Veneto, con il quale parleremo anche del manifesto lanciato proprio dal Corriere del Veneto insieme ad Avviso Pubblico, quella Ribelliamoci alle mafie, che ha già raccolto in tutta Italia, a partire dal Veneto ovviamente, 1400 firme per dire no alle mafie, no alla Camorra. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sempre più forte e dunque sarà bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto, come detto, l'anticiclone garantirà una splendida giornata asciutta e stabile ovunque. Sarà soleggiato su tutte le province e il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime molto miti comprese tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata soleggiata, dal sapore quasi primaverile. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime oscillanti invece tra 15 e 18 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti avremo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi, massime molto miti addirittura tra 19 e 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.